Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Maltempo, oggi le verifiche sui danni, ieri raffiche di vento e allagamenti da Licata a Milazzo, difficoltà sull'autostrada Messina-Catania tra Acireale e Fiumefreddo nel Catanese, coppia con neonato intrappolata in auto, salvata ai vigili del fuoco. L'inchiesta su appalti pilotati in sanità dopo le dimissioni di Cuffaro da segretario nazionale della Democrazia Cristiana e le decisioni di Schifani sui manager coinvolti, le opposizioni continuano ad attaccare il governo regionale. Oggi iniziano gli interrogatori degli indagati. La visita di una delegazione di Italia Viva all'ospedale San Vincenzo di Taormina ha dimezzato il personale sanitario nel reparto di emergenza e pazienti lasciati in barella. Depotenziato il reparto di cardiochirurgia pediatrica, ci sono solo 3 medici. Accecato dalla necessità di una droga di dose, aggredisce la madre a Catania per ottenere il denaro per comprarla. Arrestato a Librino un 30enne per violenza e resistenza pubblica ufficiale. A Palermo sequestrati 10.000 falsi lububu, gli iconici e costosi peluche nel mirino del mercato e la contraffazione immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare €500.000. Calcio, il Catania batte l'Altamura al Massimino, finisce 2-0 con i gol di Di Gennaro e Cicerelli ed è primato provvisorio. Toscano, decisivi cambi. Serie C, la terza vittoria in campionato per il Siracusa, salva la panchina di Turati, finisce 3-1 al De Simone contro il Latina. Bentrovati, iniziamo con una notizia appena giunta in redazione. A Catania un giovane è precipitato da una impalcatura del polo funzionale di via Zurria che ospita la sede del primo municipio di Catania. Il giovane è morto, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118, ma non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane. Maggiori dettagli nelle prossime ore nel TG delle ore 14. Intanto parliamo del maltempo che ieri ha flagellato la Sicilia con allagamenti in diverse località, da Licata a Milazzo, difficoltà anche sull'autostrada Messina-Catania e disagi nella zona tra Acireale e Fiumefreddo. Sentiamo Francesco Triolo. Attesa e segnalata l'ondata di maltempo che si è abbattuta oggi sulla Sicilia, la Protezione Civile regionale aveva dato l'allerta gialla e infatti si sono verificati diversi disagi e allagamenti in alcune aree dell'isola, attivati anche 4 centri operativi comunali nei comuni di Licata, Santa Lucia del Mela, Saponara e Milazzo, mentre la sala operativa unificata della Protezione Civile regionale ha mantenuto un costante monitoraggio della situazione attraverso il raccordo con i sindaci e i presidi territoriali. Particolarmente colpiti la zona di Licata, dove fin dalle prime ore del mattino sono state operative numerose squadre di volontari della Protezione Civile in supporto ai vigili del fuoco e alla polizia locale, impegnate in interventi di soccorso alla popolazione, rimozione di fango e acqua e messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite. E intense precipitazioni di questa mattina hanno lasciato il segno. Questa, per esempio, è la strada comunale Marcotto a Licata. Sempre nell'Agrigentino si è alzato il livello del fiume Salso. Una bomba d'acqua accompagnata da forti raffiche di vento si è abbattuta poco prima di mezzogiorno tra Cireale e Fiumefreddo, causando allagamenti e disagi alla viabilità. Le criticità maggiori si sono verificate a Giarra e Fondachello di Mascali, dove l'acqua ha invaso un sottopasso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso una coppia di anziani a bordo di una vettura in panne. Ad Acireale il vento ha divelto una lamiera installata per i festeggiamenti di Santa Venera, allagata alla 18 nel tratto Giarre Fiumefreddo, vento, forte pioggia e disagi anche a Messina e Taormina, dove è crollato un albero. A Milazzo diverse strade sono state chiuse, soprattutto nel quartiere San Paolino, così come l'asse viario, il castello, Palazzo d'Amigo e tutti i siti culturali per motivi di sicurezza. Nel siracusano a Mazzarrino il sindaco ha richiesto l'intervento di squadre di protezione civile per la rimozione di fango e detriti dalle strade comunali, mentre a Palermo i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere e mettere in salvo alcune persone, un uomo, una donna e un neonato di 4 mesi, rimaste intrappolate nella loro auto a causa dell'acqua alta in via Ugo La Malfa, in prossimità del sottopassaggio di accesso a Viale Regione Siciliana.
E ieri pomeriggio una squadra dei Vigili del Fuoco e una del nucleo sommozzatori dei pompieri hanno salvato una coppia con un neonato di 4 mesi che erano rimasti intrappolati nella loro auto a causa dell'acqua alta in via Ugo Lamalfa, in prossimità del sottopassaggio di accesso a Viale Regione Siciliana, direzione Trapani. I Vigili del Fuoco, dopo aver soccorso la famiglia, l'ha affidata alle cure del personale del 118. Ed è sempre bufera sul centrodestra siciliana per l'inchiesta della Procura di Palermo sul presunto sistema Cuffaro, gli appalti pilotati in sanità. Le dimissioni dell'ex presidente della regione dai ruoli politici non spengono le tensioni e nel centrodestra c'è chi spinge per l'azzeramento della giunta Schifani. Sentiamo Manlio Viola. Il presunto sistema Cuffaro, così come ricostruito dalla Procura di Palermo, rischia di travolgere il centrodestra isolano. Inizia domani una settimana difficile, forse la più complessa dalla nascita di questa maggioranza. Sono previsti gli interrogatori dei 18 coinvolti nell'inchiesta. Prima toccherà a personaggi minori, poi ai manager della sanità e ai funzionari delle aziende controllate dalla regione e infine a politici e loro collaboratori. Gli interrogatori si concluderanno venerdì 14 e dopo il GIP dovrà scegliere se procedere con gli arresti domiciliari nei confronti di tutti, di alcuni o di nessuno. Nel frattempo, sul fronte politico, per Schifani si tratterà di prendere decisioni difficili, fermo restando il massimo riservo annunciato dal governatore dopo le sospensioni dei dirigenti. Se l'opposizione continua a insistere sulla richiesta di dimissioni, per la maggioranza questa eventualità al momento è fuori discussione. Si parla invece a gran voce di far tabula rasa in giunta e ripartire da zero. Lo chiedono in modo diverso da una parte Fratelli d'Italia, dall'altra parte l'ex governatore Raffaele Lombardo. Fratelli d'Italia pensa a una giunta fatta interamente di tecnici per approvare la finanziaria e organizzare questo scorcio di legislatura, probabilmente per darsi anche il tempo di preparare le prossime elezioni. All'azzeramento della giunta pensa anche Raffaele Lombardo, che consiglia di chiudere anche con i vertici della sanità e ripartire da zero con persone inavvicinabili e che abbiano la competenza per mettere in atto una riforma integrale del sistema. Sullo sfondo resta una Democrazia Cristiana che, dopo le dimissioni di Cuffaro, convoca per la settimana successiva la direzione per tentare di salvare un partito messo alla gogna mediatica dalle intercettazioni. È un caso emblematico che fotografa lo stato della sanità siciliana, quello dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. A dirlo è Italia Viva, che ha effettuato una visita istituzionale nella struttura ospedaliera e al centro di cardiochirurgia pediatrica. Francesco Triolo. Barelle, nei corridoi un pronto soccorso con locali angusti e personale medico dimezzato con solo 6 medici su 12 necessari. È il resoconto del blitz effettuato da una delegazione di Italia Viva con in testa il deputato nazionale Davide Faraone e la senatrice Daphne Musolino all'ospedale San Vincenzo di Taormina. L'ospedale di Taormina ha delle gravi carenze per quanto riguarda soprattutto il pronto soccorso, per i locali che sono insufficienti e anche per il personale soprattutto medico che viene in qualche modo compensato con i contratti di una cooperativa o comunque con l'utilizzo anche degli specializzanti, ma certamente c'è bisogno di investire di più. Noi abbiamo visto una sala stanteria in pronto soccorso che è in condizioni veramente disastrose, con pazienti costretti a stare anche 3-4 giorni in uno sgabuzzino, perché questo si può definire, o le barelle strutturalmente nei corridoi del pronto soccorso, e questo è assolutamente intollerabile. E sulla cardiochirurgia pediatrica dicono è un centro depotenziato dalla precarietà e da una grave carenza di medici, solo 3 in servizio rispetto ai 6 previsti, costretti a turni eroici. La situazione di temporaneità in cui è stato fatto precipitare in questi ultimi anni ha fatto sì che questo centro di fatto venisse depotenziato e dal punto di vista del personale e dal punto di vista anche dell'acquisto dei macchinari. Abbiamo visto poi una cardiochirurgia pediatrica in cui ci sono anche lì medici e infermieri di straordinaria professionalità che dedicano la vita, cioè non hanno più turni, non hanno più vita, possiamo dire. Un resoconto emblematico, quello dell'ospedale San Vincenzo di Taormina, hanno concluso i membri della delegazione di Italia Viva che fotografa il grave stato della sanità siciliana. E a Catania, nel quartiere di Librino, è stato arrestato un giovane che ha aggredito la madre che non voleva dargli i soldi per acquistare la droga. Sentiamo Desiree Ferlito. Ha provato per l'ennesima volta a salvare il figlio dalla dipendenza della droga, tanto da mettere a repentaglio la propria vita. Un trentenne è stato arrestato nel quartiere Librino a Catania per aver aggredito violentemente la madre, tanto da lasciarla esamine a terra. L'intervento degli altri 2 figli, che hanno allertato in lacrime il numero unico di emergenza, ha evitato il peggio.
L'ira del trentenne è scattata dopo essersi accorto che la madre coraggiosamente aveva sottratto dal suo borsellino delle monete raccimolate per comprare la dose giornaliera di droga, prima di strappare dalle mani del figlio le chiavi della macchina per evitare che si mettesse alla guida in evidente stato di alterazione. Da qui le botte, fino all'intervento degli altri 2 figli che hanno tratto in salvo la donna. L'uomo sotto l'effetto di stupefacenti ha opposto resistenza ai poliziotti, invendo contro di loro con insulti, calci e sputi. È stato arrestato per maltrattamenti alla madre, tentata estorsione e resistenza pubblico ufficiale. L'anziana ha riferito ai poliziotti di aver accolto a casa il figlio dopo un periodo da lui trascorso in carcere, ma il ragazzo sarebbe diventato sempre più aggressivo, ricorrendo ad alcol e crack a cadenza ormai giornaliera. Quando non avrebbe avuto a disposizione la dose di droga, avrebbe rubato soldi alla madre ed oggetti ai fratelli, con l'obiettivo di rivenderli per guadagnare qualche spicciolo. Gli iconici e costosi peluche Labubu nel mirino del mercato della contraffazione. Sono stati sequestrati alla Guardia di Finanza di Palermo 10.000 falsi, tra cui anche alcune copie di un modello venduto all'asta a Pechino per 130.000 euro. Denunciati i titolari di 7 esercizi commerciali. Qualora immessi sul mercato, i prodotti avrebbero potuto fruttare 500.000 euro. Adesso una breve pausa, a tra poco. Esempio di legalità e coraggio, Catania ha commemorato il trentennale della morte del penalista Serafino Famà. È stato inaugurato il piazzale che si affaccia sul Parco Falcone. Il sindaco trentino dice: avvocatura e magistratura sono anelli di giustizia. Tonino De Mana. Una corona d'alloro sul luogo dell'uccisione, una targa scoperta dai figli affiancati dal sindaco trentino per intitolargli il piazzale. Catania ricorda l'avvocato penalista Serafino Famà, uno dei suoi figli più illustri, caduto 30 anni fa per mano della mafia. Killer e mandanti sono stati assicurati alla giustizia, ma per la figlia Flavia il vuoto lasciato dal padre è impossibile da colmare. Il vuoto non si riempie mai, si cerca di sopravvivere, di andare avanti e grazie all'incontro con Libera nel 2005, quindi 20 anni fa, sono riuscita intanto a condividere la storia facendola diventare una testimonianza, a trasformare quindi la memoria in impegno, a non sentirmi più sola. 2 le giornate promosse dalla Camera Penale di Catania per momenti di riflessione e memoria condivisa. L'avvocatura ha riscoperto il coraggio della libertà, si è posizionata nell'ambito sociale con una propulsione incredibile e adesso siamo qui per rammentare non soltanto il suo sacrificio ma la sua straordinaria lezione. Il sindaco trentino, visibilmente commosso, ricorda così lo zio Serafino. Serafino cominciò a fare studio da papà e quindi sono tantissimi ricordi che mi vedono legato a Serafino, che inizialmente chiamavo zio Serafino, poi dopo la laurea cominciai a chiamare Serafino, proprio perché comunque era una persona a cui mi rivolgevo poi professionalmente, perché avevamo la stessa passione per il codice di procedura penale. Avvocatura e magistratura si fondono e diventano anelli di giustizia. Credo che sia estremamente significativo il fatto che questo Parco Famà, che è annesso a Piazzale Famà, sia frontistante al Parco Falcone, quasi a voler simbolicamente unire come magistratura e avvocatura percorrono lo stesso tragitto per l'affermazione del valore unico che è quello appunto della giustizia. L'iniziativa ha ottenuto il riconoscimento della medaglia del Presidente della Repubblica Mattarella. Parliamo di arte, la vita e i luoghi di Sofonisba Anguissola, la pittrice cremonese del Rinascimento che per alcuni anni visse a Paternò in provincia di Catania. Iniziative per celebrarne la figura nella cittadina etnea in occasione dei 400 anni dalla morte. Orazio Longo. Tra il 1573 e il 1579 Sofonisba Anguissola visse a Paternò, nel catanese. Sposa di Fabrizio Moncada e pittrice di una certa fama nell'ambito della pittura rinascimentale femminile. A Paternò ha lasciato 2 dei suoi lavori più importanti, la Madonna dell'Itria e la Madonna della Raccomandata. Nel racconto degli storici, Sofonisba fu una donna con una forte personalità che seppe conquistarsi importanti margini di autonomia. La città di Paternò le rende omaggio in questi giorni in occasione della commemorazione del 4° centenario della morte, con una serie di eventi a partire da 2 tour nei luoghi in cui visse. I luoghi vissuti dall'artista in questa città, vedere magari com'era la Paternò del Cinquecento, dopodiché ci sarà la consegna del premio Sofonisba Anguissola, giunto ormai alla 3ª edizione, si concluderà con una inaugurazione di lavori
di lavori artistici, quindi una mostra. Abbiamo voluto mettere in rete alcuni luoghi importanti di Paternò, il castello, la matrice, la chiesa di San Francesco alla Collina, questa chiesa del monastero della Santissima Annunziata, perché utilizzando il filo conduttore della presenza di Sofonismo Anguissola a Paternò ha lasciato 2 importanti dipinti, uno dei quali è sicuramente uno dei suoi capolavori universalmente riconosciuti, e attraverso questo filo conduttore vogliamo presentare in maniera diversa il nostro territorio. Tra le iniziative previste anche un annullo filatelico, 2 estemporanee di pittura e la premiazione del concorso di disegno per le scuole. Adesso una breve pausa, tra poco. Eccoci al calcio, il Catania batte l'Altamura al Massimino, finisce 2-0 con i gol di Di Gennaro e Cicerelli, decisivi i cambi ed è primato provvisorio. Marco Carli. Si dice che una squadra forte sa vincere le partite anche quando sono scorbutiche. Dimostrazione ulteriore al Massimino, dove il Catania riesce ad avere la meglio sulla resistenza dell'Altamura, che aveva perso una sola partita negli ultimi 2 mesi. Toscano cambia davanti, Caturano dal primo minuto, poi la stessa formazione iniziale di Caserta. In avvio, dopo un'occasione ospite con Zazza scaturita da una punizione di Lepore, il Catania guadagna subito campo. Un bel lancio di Di Gennaro trova la corsa di Lunetta che dal limite dell'area fa partire una conclusione poco potente, facile per Viola. Serve pazienza, ma il Catania non riesce a muovere velocemente il pallone e a riconquistare palla sulla 3/4 difensiva avversaria. Cicerelli serve Casasola che è in fuorigioco, poi la sfera balla davanti alla porta di Viola, ma l'arbitro aveva già fischiato. Anche 2 gol annullati agli etnei nel primo tempo e un FVS per un presunto mani di Zazza su testa di Caturano. Nella ripresa il ritmo non cresce inizialmente, Curcio scalda i guantoni di Dini, poi Lunetta trova una conclusione dentro l'area che va fuori. Il Catania continua a sbattere contro il muro pugliese, allora Toscano decide di inserire forze fresche, entrano Forte, D'Ausilio e Corbari. Proprio 2 degli ultimi innesti costruiscono una palla gol importante. D'Ausilio lancia per Forte che stoppa e conclude di poco a lato. Di Gennaro staziona per qualche minuto in zona d'attacco ed è lui che spezza l'equilibrio. Su cross di Casasola ci arriva il difensore degli etnei, non nuovo a viaggi costanti nell'area avversaria, era successo a Foggia l'anno scorso. Il gol dell'1-0 fa esplodere lo stadio, la partita che era complicata si sblocca. D'Ausilio è l'altro fattore della gara, corre sulla destra e manda in mezzo dove Cicerelli anticipa il difensore avversario e dopo un impallo con il tacco va in gol. Il Massimino, vero fortino etneo, sfoga la sua gioia. Il Catania riannoda subito il filo con la vittoria dopo il beffardo 2-2 di Caserta. Guarda tutti dall'alto in basso per una notte e raccoglie a ogni partita segnali incoraggianti sul futuro. Adesso vediamo le altre di C, terza vittoria in campionato per il Siracusa che al De Simone ha superato 3-1 il Latina, successo anche del Trapani contro il Picerno. Sergio Colosi. Lo sapevamo che era una partita difficile, se non la sblocchi subito poi può andare incontro a nervosismo, magari a perdere l'equilibrio, la lucidità in quello che devi fare. Non abbiamo fatto benissimo nei primi 30 minuti, non mi è piaciuta la circolazione della palla, le scelte fatte, poi quando abbiamo messo energia negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora del primo tempo, abbiamo creato quelle 4-5 situazioni del rigore che secondo me ci può stare. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo con il piglio giusto, i cambi hanno fatto la differenza, hanno dato qualità, intensità, abbiamo portato a casa una partita difficile, ma la voglia di rimanere in partita lucidi, di essere consapevoli che se fai le cose per bene puoi portare a casa le partite, quello ci deve insegnare questa partita. Ci deve essere il coinvolgimento di tutti, devo essere bravo io a coinvolgere tutti perché tutti possono determinare in questo Catania. Non ci siamo mai nascosti dall'inizio dell'anno che vogliamo essere insieme alle altre squadre che hanno costruito squadre per posizione di vertice a competere con loro. Non ci siamo mai nascosti, però lo dobbiamo dimostrare ogni partita come stiamo facendo. E queste erano le parole di mister Toscano subito dopo la partita del Catania. Vediamo adesso come è andata al Siracusa e al Trapani.
Il Siracusa vince, la classifica si accorcia e la panchina di Marco Turati è ancora salva. Il 3-1 del De Simone premia l'ottima prova dei padroni di casa contro un Latina apparso la controfigura di quello che ha battuto il Benevento e pareggiato con la Salernitana. Mezzo giro d'orologio e Zanini, smarcato dal tacco di Molina, sblocca la gara. Buon primo tempo del Siracusa, Cancellieri e soprattutto Limonelli vicini al raddoppio. Pericolosi anche Molina e Zanini. Latina dalle parti di Farroni soltanto con il diagonale di Parigi nel minuto di recupero. Nella ripresa azzurri ancora padroni del campo, impreciso il destro di Molina, la rabbia agonistica di Guadagni con conseguente irregolarità di Pellitteri vale il 2-0 sul rigore di Parigini. Gol ed emozioni nel finale, al 47esimo girata vincente di Giannantonio per il 2-1, ma le speranze laziali di rimonta franano al minuto 51 con il diagonale di Cancellieri, migliore in campo. Dal Trapani arriva un contributo alla squadra di Turati, successo al provinciale contro il Picerno, fermo a 10 punti, uno in più del Siracusa. Granata al terzo successo di fila, sempre per 2-1, con la doppietta di Fischnaller, che vale un posto nei play-off. Umore basso a Palermo dopo l'altra sconfitta in trasferta. La Juve Stabia ha vinto 1-0 con il gol di Cacciamani. I rosanero scivolano al sesto posto in classifica e adesso è crisi. Marco Gullà. Inconcludente, senza carattere e meritatamente sconfitto, con un gol nel primo tempo del giovane Cacciamani, la Juve Stabia batte il Palermo 1-0 e manda in crisi il rosanero alla terza sconfitta nelle ultime 4 partite. Al Menti di Castellammare è andato in scena il remake di Catanzaro, un'altra prestazione da film horror, quella degli uomini di Inzaghi, mai pericolosi e sempre fuori dal gioco. Centrocampo che non funziona, attacco poco servito e questa volta anche la difesa è stata poco efficace, soprattutto in occasione del gol dei Campani. Regna l'equilibrio nella prima mezz'ora, anche se è la Juve Stabia ad avere più cazzimma. Il Palermo non riesce a creare gioco Ranocchia, che dovrebbe fare il regista gira vuoto, così è la Juve Stabia a passare in vantaggio. Cacciamani approfitta di un clamoroso scivolone di Pierozzi, punta Bani e con il sinistro scaraventa alle spalle di Joronen la palla del vantaggio giallo-blu. Ti aspetti la reazione dei rosanero, ma non arriva. Ripresa, i cambi non danno vitalità al Palermo che sbatte contro il muro campano. Nessuno riesce a sfondare, anche gli esterni balbettano, poi Ampalo non viene mai servito. Inzaghi striglia i suoi, ma la squadra non reagisce. Nel finale, unica occasione per i siciliani, calcio di punizione sprecato però e palla in curva, tirata da Augello. Rosso nei secondi finali per Ranocchia, la copertina di una giornata da dimenticare. Abbiamo sbagliato l'approccio. Purtroppo siamo ricascati negli errori che ci avevano già fatto perdere la scorsa partita a Catanzaro. Mi dispiace, oggi c'è solo da chiedere scusa, da rimboccarci le maniche, probabilmente quello che stiamo facendo non è abbastanza, lavoreremo ancora più sodo. Ci fermiamo qui, intanto vi ricordo la notizia con la quale abbiamo aperto questo nostro telegiornale. Il cadavere di un uomo ancora non è stato identificato, è stato trovato all'interno di una palestra a Catania in via Zurria. La vittima sarebbe caduto mentre calpestava il soffitto della struttura dove ieri sera fino a tardi si è giocato a pallacanestro. Secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un ladro. Intanto su questo avvenimento sta indagando la polizia e vi daremo maggiori dettagli nelle prossime edizioni di Sicilia 24. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio alla rassegna stampa con Luca Ciliberti. Buona giornata.